Ragazzi no? Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di no. È più no che sì. Boh, cominciamo. Ok, allora, partiamo con la prima, che è Francesca, che interpreta Lady Gaga. Un bel applauso. Dai ragazzi, fatelo da soli. Bene. Ok, chiediamo agli experience di mettersi sopra una volta fatte le proprie cose, poi pian piano li facciamo scendere, fate una cosa comune e poi andiamo avanti. Adesso abbiamo Mickey che interpreta Magini da Resident Evil, un bel applauso. Aspettiamo un secondo anche con Paolo. Ti faccio un esempio. Bene, Mickey non mette sopra. Dai, cercate di stare in piedi però. Voglio dire, non è che siete dei ghiacci. Andiamo al prossimo, Hermes che interpreta Darth qualcosa da Star Wars. Scegliete qualcosa. Se riuscite fate anche una cosa per la giuria al solito dopo. Bene, Paolo sei a posto, ne vuoi fare un'altra? Dai, fammi un'altra. Fighe gratis, grazie Hermes. Prossimo abbiamo Libero che interpreta Blue Torrent, una fusione tra Thor e Torrent ovviamente. Eccolo qua. Solito bell'uomo. Prima però diventerà una bella donna, lo sappiamo tutti. Bene, sarei tu. E quindi andiamo al prossimo, Edoardo, che è un personaggio original, non so se vorrà dire qualcosa del suo personaggio o meno. Non è una persona molto loquace, eccolo qua. Ragazzi, questo applauso, è vero, fratelli tra di voi. Bene, chiamato. Ok, rimane pure qua, scendete anche voi, fate una foto tutti insieme. Se volete saltare, saltate, ma non ve lo consiglio. Sì, vi dividiamo a metà, così sembrate di più. Ok, questi quindi sono i primi 5. Giurati come siete messi, siete a posto. Anche se è MP3 come cosa, che costringe, si sa. Ok, bel applauso, andiamo ai prossimi. Come? Ok, quindi adesso andiamo avanti, abbiamo Andra che interpreta Cortana da Justice League. Dai, no, bravo! Stai facendo giocare la sfidanza. Aspettiamo anche Paolino. Dai Paolo, dai. Il fotografo, là. Non sa giocare a buchi che fa... Ok, vai sopra. Adesso abbiamo Vittoria che interpreta X-23 da Marvel Universe. Grande di questa donna. Adesso abbiamo Nicola che interpreta Cappuccetto Russo, bello originale. Visto che ha stile, ironia e mucillagine. Tira, tu fa capire perché è russo. Bene, adesso abbiamo un altro Nicola che interpreta Tony Stark. Dai, voi ovviamente. Grazie. Questo fare di meglio. Tony Stark? Bene, quindi questa era Nicola, adesso abbiamo Tatiana che interpreta Trilli da Peter Pan, scusate. Tira più avanti la scusate che sale anche lei. Tanto c'è Paolino. Vuoi Paolino? Trilli. Bene. Dai, fagliene un'altra Paolo, bello. Fai una cosa un po' più una Trilli. Ok, questo anche te. Adesso abbiamo l'ultima, quindi a Martina che interpreta Tia da Tales of the Abyss. Dai, vuoi almeno l'ultimo applauso? Ok, scendete, facciamo l'ultima foto di voi, poi adesso la foto con tutti gli altri la faremo dopo.
Ok, allora adesso ci date 2 secondi per mettere i punteggi e passiamo alle premiazioni di tutto. 2 secondi. Allora, direi partiamo con il calcetto. Quindi abbiamo le medaglie. Allora, terzi classificati per il calcetto, i due Nicola, bel applauso. Tieni. Esatto. Appucciati perché qua le altezze. Certo, e ci sta bianco sopra? Tutte e due? No, 2 su 3. Scegliete voi chi sta davanti, chi sta di dietro, è lo stesso. Abbiamo i secondi classificati, Hermes è libero, bel applauso. E quindi adesso abbiamo i primi che sono Valentina ed Edoardo, bel applauso per loro. Fare i giri, fare le sue cose. Ok, ce la facciamo? Ce la fate stare tutti? Dai, ce la fai tutti. Siamo tutti di là? Ok, ecco il podio del calcetto, anche se di là stanno giocando a livelli professionali. Un applauso. Sì, a posto così, dai, andiamo col prossimo. C'è una medaglia? Direi che può bastare, no? Ok, quindi adesso passiamo alla laser game. Ok, quindi terzo classificato al laser game, Hermes, di nuovo. Sempre più grandi premi, sempre più belli, però mettiti sopra adesso. Date a Cesare perché di Hermes. Secondo Alessandro, per un velo tra l'altro. Ecco la targa. Primo Nicola, perché vincono sempre gli stessi, ricordiamolo, a costruire vincono sempre gli stessi. Esatto, decisamente. Ed ecco quindi il podio del laser game. Spero si siano divertiti tutti loro, molto probabilmente si sono divertiti un po' più degli altri. Bene. Calma Paolo, calma, non disperare. Bene, adesso quindi abbiamo il pooling che ha dei signori premi. Abbiamo il terzo, Hermes di nuovo, che ha vinto il conto oggi, non si sa come, non si sa perché. No, non ha vinto niente, mettiamolo in chiaro. Ok. Non ha più mai a sufficienza per i premi, però vabbè, contento lui, contenti tutti. Okay. Secondo, mi dispiace, non sono io. È brutto, però è brutto da dire, ma è così. E primo è l'altro Nicola, Giacomini, che grazie a un bug del bullying è riuscito a vincere la palla che tanto bramava. Esatto. Molto bene. Sì, ma se cade sai per quindi siamo tutti contenti. Ok, possiamo prescindere. E per quanto riguarda la classifica generale in realtà non c'è un podio, ma faremo finta che ci sia un podio tra maschile, femminile e il campione assoluto. E quindi allora abbiamo il miglior maschile, il miglior femminile. Il miglior maschile, indovinate chi lo vince? Non lo sa, probabilmente non potevo più premiarlo fino a Pomerone 2016. Oggi ha fatto il certo. Questo vuol dire che ragazzi dovete impegnarvi col costume, impegnarvi con i giochi, se no Hermes non guarda in faccia a nessuno. Bene? Aspetta, adesso voglio vedere. Vince il femminile, indovinate chi? Hermes! Scherzo, il femminile vince Martina, però Hermes era lì. Bel applauso Martina, dai,
Ora, come ben sapete, c'era una classifica generale data dai punti ottenuti nelle gare, moltiplicata per la media dei punti della giuria. E secondo voi, ma chi ha vinto? Con un distacco siderale, oserei dire, vince Hermes anche questo, vince tutto e non si sa. Bel applauso, fatemi capire che non siete invidiosi. Non parlo, mi si prende il primo e il terzo posto. Molto bene. Esatto. Per fortuna non è in macchina, non è in moto, quindi non dovrebbe avere neanche troppi problemi a portarli. Io adesso quindi farei salire sul palco tutti i cosplayer per un piccolo omaggio e una foto con me. Vai. Bene, e se magari viene a spostare un attimo questi in modo spartano. No, salire tutti sul palco in ordine sparso, non importa. Adesso andiamo il palco. Ok, allora, prima che mi facciano le foto, aspettate un secondo, abbiamo un ulteriore omaggio per voi. E questo omaggio è dato direttamente dal Big Bully, che sono degli sconti per delle partite future, che volendo potete anche usare oggi. Manifestate il vostro apprezzamento, yeah! Per far capire che vi siete divertiti, quindi ecco qua, tutti voi. Ci metterò un po', scusate. Ricordo del Big Bully. Siamo. Andiamo qua. Ah sì, tieni terra. Bene. Cavara, tica e rombola. Ok, questi sono tutti loro, grazie per essere venuti, spero vi siate divertiti, spero non abbiate Hermes, ma... Sì, ecco. E che dire, speriamo vi siate divertiti tutti, speriamo che non abbiamo scappato a nessuno. E